Amici bellini, siamo rientrati alla base e pronti per questa simulazione. Attenzione, purtroppo, non lo Mario Simeoli, benvenuto, perché ci sono dei nuovi iscritti a cui do il benvenuto. Possiamo arrivare a 7005, no, 7000, quello è il gaming, il channel game. Siamo alla soglia dei 24.700, dobbiamo arrivare a 24.700 prima della fine dell'anno. I 25.000 credo che il Napoli senza coppe non riesco a farlo, non arrivo a nuova gente, quindi se voi lasciate il like, certo aiuta, vedete, così, se lasciate questo like qua, aiuta. Ho scoperto, molti mi hanno scritto che la simulazione, che a qualcuno dice vabbè, ma chi sa avere, qualcuno la attende, quindi noi la guardiamo e poi dopo rientriamo per l'analisi tattica, perché il Torino non lo sottovalutate, vi prego. E ci siamo, dai, sapete come va a finire. Cerchiamo di capire, perché mi sono reso conto che qua, a seconda dello stato di forma, abbastanza ok, stato di forma ok, Siringong potrebbe giocare. Kvara fuori? No, non me la sento. Poi magari nel secondo tempo, perché c'è pure la Lazio, quindi andrebbe considerata questa, il gol dell'ex. E andiamo, inutile dirvelo, occhio a Vlasic. Inutile dirvelo, vediamo di partire forte, bravo Oliver. Buono il movimento di McTominay. Vai McTominay, esatto, Luca. Ok, mettiamoli in apprensione subito. Mamma mia, bello mamma mia, il fallo laterale. Guarda quello che si squaglia. Temporeggio, bravo. Temporeggio, bravissimo Rack. Bravo Lukaku. Lo bot Camona Mur. Si gioca bene. Un po' di spazio McTominay. Ocio, bravi. Vieni incontro Lukaku, vieni. Bravo. Se vedi McTominay, bravo, un po' di spazio per Lukaku, ma Milinkovic sì, incrocia. Attenzione, alta. Bravo Oliver. Kvara, lo spazio per tirare. Sì, palo! Sfortuna, dritto per dritto, bello, sfortunato. Avrebbe una spizzata, una sponda per McTominay, è proprio il gol di McTominay, è proprio il classico gol di McTominay con la spizzata, è lui che interviene, come con l'Inter, bene. Quindi assist di Kvara, segnatevi tutto. Non giocate l'assist di Kvara e McTominay sotto porta, pure sulla mano di Vlasic. Sì, però questo squagliamento finale, okay. Bravo Politano, un po' di spazio per Lukaku, prova ad esplodere la velocità, un po' forte. Buongiorno, non ti squagliare, vai di Lorenzo. Meret. Apprensione e ansia. Bravo Meret, segnatevelo. Segnati tutto. C'è un trenino là. Bene. A chi l'hai data? Fammi capire a chi l'hai data. Fammi. Bravo Raccomani. Vai Politano. Ci provi? No, non ci provi. Bello, vai Lukaku. Lukaku sta facendo la partita, quella delle sportellate, che però Kvara. Bello il movimento di Politano. Bravo Di Lorenzo. Siamo un po' scoperti, come mai? Bravo, buongiorno. Che ho le marcature. Poteva essere un contropiede, ma calmissimi. Se tu lo fermi, se tu non puoi prendere l'auto e ti dicono che devi stare a casa, non puoi prendere il motorino, devi stare a casa. Siamo in vantaggio. Si clicca 2 volte qua e la difesa. Si prova a controllare un po' il gioco.
che potrebbe funzionare come no. Pure il Torino aspetta, non è che si buttano come i pazzi. Bello. Politano che dà una mano in difesa, dai dai. Dai dai che è tutto vero, è tutta la realtà proprio, ecco, esatto. O però con una sventagliata. Bravo. McTominay, il movimento di Lukaku. Kvaratskhelia. Ancora Lukaku. Ancora McTominay. Ancora Kvaratskhelia. Che ha fatto? Marodami. Questo mi piacerebbe proprio vedere proprio un Napoli cinico, il famoso Napoli cinico. Belli gli interscambi con McTominay e Lukaku. E qua Kvara fa. Bellissimo, bellissimo. Lukaku, altro gol. Vada là. Bene. Anche sai, non ti fermare. Tony Sanabria. Abbiamo creduto di aver vinto? Sarebbe un errore clamoroso. Sarebbe un errore clamorosissimo. Bravo, buongiorno. Buongiorno. Buonanotte. Meret. Proprio... Vabbè. Vai Di Lorenzo. Se Lukaku fosse stato Osimhen in quel caso proprio alla grande. Perché questo? Perché giustamente Di Lorenzo stava in attacco. Anghis. Non ho avuto manco il tempo di fare i famosi cambi di conservativi, quelli che dove metti Mazzocchi in gong. Gol. Signori, che sta succedendo? Bravo Di Lorenzo. Vai McTominay. Dai McTominay. Sì, fallo, sì. No, è vero. Fallo giusto anche da ammonizione. Ci stava. Siamo lontani, però Sal Coco ha la maledetta. Meno male che la maledetta fuori. Aiuto. Mamma mia, mamma, no, veramente però. C'è un limite a tutto. Calma ragazzi, calma, bravo, esatto. No. Ci vogliono i cambi, credo che Lukaku è esausto, esattamente. Vai Simeone. Ngonghe. Politano è completamente morto, cioè non c'è nemmeno un pochino di rosso, proprio morto completamente. Pure qua, aspettiamo, mamma mia, sono tutti esausti. Aspettiamo un attimo, che la voglio vincere, ma Orso, no, non la voglio perdere. Bello il movimento di Lukaku, vai Politano, quel movimento a fare fuori. Sarebbe bello un po' di soddisfazione. Mamma mia. No. Non ci credo. Non ci posso credere mai. Polorus, potessi mettere pure a Neres. Vai in gong che sei entrato fresco, buono. Foloruscio è pazzo che tira da laggiù. Ce l'ha nelle sue corde. Lo deve provare. Simeone! Con la sponda di nuovo? No. 5 minuti di recupero. Raspadori. Simeone. Raspadori. Io non so cosa dirvi onestamente. È tosto. Bisogna stare molto attenti. Avete visto? Non dovete assolutamente sottovalutare il Torino perché giocano a calcio e non è il Torino, non ti devi aspettare il Torino, quello là falloso di Juric, è un Torino che gioca a pallone e quindi se noi ci spostiamo con l'analisi tattica, sì, ci possiamo aspettare questo 3-5-2 con Ricci qua in cabina di regia, con Vlasic che potrebbe stare qua o qua
libero di andare tra le linee, le due punte molto mobili, quindi ti danno pochi punti di riferimento, e le ali che vanno fino in fondo, insomma, che provano i cross. Vi prego, ti prego, Napoli, non sottovalutare il Torino. Lo so che con Conte è difficile pensare che uno sottovaluti la partita. D'altra parte anche storicamente, se voi vedete a Torino, loro vincono 25 volte, noi 21. C'è un certo equilibrio che fa anche un po' spavento. Ma è il discorso del turnover che potrebbe entrare nella mentalità di qualcuno. Già sto sentendo qualcuno dice Kvara fuori, Neres, Politano al posto di Politano, un Neres al posto di Politano. Ci sta come pensiero, specialmente perché in settimana poi arriva la Lazio e quindi ci dobbiamo ragionare su questa cosa qua. Non arriva il Palermo, arriva la Lazio, e quindi si potrebbe immaginare che qualcuno potrebbe tornare, e torna a Sorrento, perché poi troppe consecutive va in affanno, va in fatica. Vedete, erano in affanno i miei giocatori, e quindi così il discorso Lukaku resta in piedi. Secondo me Coco è un difensore fortissimo, e nella lotta con Cocu potrebbe tranquillamente soccombere. La speranza è che mentre loro fanno la lotta gli altri si inseriscano, quindi un McTominay come al solito che deve sapere inserirsi, con Kvara che deve creare queste contrapposizioni, 1 contro 1 o 2 contro 1, e sfruttare poi la superiorità numerica dove si creerà. Però io insomma ho un po' paura che Anghissà non ne salta nessuna, che insomma pur lo stesso McTominay non ha il sostituto, Raspadori lo cominciamo a vedere, Folo Ruscio, la questione Olivera Spinazzola, in difesa non se ne parla proprio assolutamente, e quindi Politano, Gong, Neres, eccetera eccetera. Sappiamo i nostri polli, li conosciamo bene. Se noi con un Ambrabam leopardato ci spostiamo e vediamo un pochino le formazioni, e dovrebbero essere confermati quelli del Torino. Vedete, pochi ballottaggi. Lazzaro, occhio a Lazzaro, Adam Sanabria devono raccogliere l'eredità di Zappa. Caramo a me piace molto, occhio a Caramo se entra, e vabbè, Tamese è un po' sparito dalle gerarchie. C'è Linetti che qualche partita la fa, Sosa e Voivoda, insomma li conosciamo abbastanza bene. Il Napoli lo porta con questo 4-2-3-1, che poi è un 4-3-3, che poi lo sappiamo com'è, con pochi dubbi onestamente. Quindi potrebbe saltare Ilic nel Torino, che non è male per noi. E ricordiamo, lo abbiamo detto, non lo abbiamo detto, non lo so, ma c'è stato questo infortunio di Mazzocchi abbastanza importante, non da poco, quindi non è disponibile Mazzocchi. Si scaldi Zerbin se dobbiamo poi mettere la difesa, insomma gente meno offensiva, e così vediamo, insomma Spinazzola, quelli che possiamo utilizzare assolutamente non facile. Voi lasciate il like finale, e vi abbraccio e vi bacio e vi ringrazio, e ci vediamo live domani. Adesso organizzo anche la live, quindi voi oggi vi vedete il Milan, già vi state vedendo il Milan, già avete visto il Milan, dovete guardare tutto il calcio. È importante guardare tutto il calcio. Noi ci siamo guardati una settimana di Champions che non ci riguardava. Sto male perché volevo affrontarlo il discorso della nuova Champions, ancora non mi è chiaro, perché molti si lamentano, dicono è brutto, ma perché è brutto? Non ho capito perché dovrebbe essere brutta questa nuova Champions. A me non mi dispiace, poi lo affronteremo questo discorso meglio quando ne faremo parte, e dobbiamo farne parte l'anno prossimo. Da New York, Valero Fluido è tutto, ci vediamo domani. Occhio a Torino, non deve andare questa volta come pronosticato, perché altrimenti ci intossichiamo Natale.